Praticare sport come inizio di una nuova emozione, inizio di un nuovo stimolo di vita, specie quando, a causa di una malattia o di un incidente, questa vita scorre su binari diversi, quelli di una carrozzina. E questa è la storia di Eddie e dei ragazzi del Treviso Bulls, in inglese la squadra dei tori, formazione di hockey in carrozzina che dopo tanto tribolare finalmente può allenarsi a Treviso. Grazie anche al Comune di Treviso siamo riusciti ad avere una palestra a Treviso in cui possiamo allenarci e da un mese appunto che ci alleniamo a Treviso abbiamo già 3 nuovi acquisti, insomma, e sono contento di questo. Ma alle gioie seguono i dolori. Una carrozzina sportiva costa dagli 8 ai 10.000 euro, soldi però non ce ne sono. Ed ecco l'appello dei ragazzi in vista del campionato che inizierà a fine mese, il prossimo 26 novembre. Le difficoltà maggiori sono quelle là dei trasferimenti, degli spostamenti, perché naturalmente non essendo la maggior parte autonomi c'è bisogno sempre di trovare il trasporto, bisogna vedere se è disponibile o meno, la carrozzina, che non sono facili da trovare in quanto sono carrozzine da gioco, per cui devono avere determinate caratteristiche e costano anche un bel po' di soldini, diciamo. E infatti siamo anche in cerca di sponsor che ci sostengano. La squadra, composta da 11 ragazzi e ragazze di tutto il Veneto, dai 10 ai 42 anni, avrebbe inoltre bisogno di un allenatore, figura ora ricoperta da Eddie nel doppio ruolo di mister e giocatore. Dopo le partite siamo un bel gruppo, quindi ci troviamo spesso anche fuori allenamento, perché comunque ci troviamo bene insieme ed è bello continuare poi a frequentarci. Indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta in campo, i Treviso Bulls danno continua prova di non voler mollare mai. E quest'anno speriamo di contenderci almeno il primo posto, insomma.